La spiaggia Storia Beach, Torretta 12 e Area Dog ci ha ospitato numerose volte con le esercitazioni di soccorso nautico che vedono la collaborazione di più figure. Questa mattina, oltre alla Guardia Costiera, alla Scuola Italiana Cani da Salvamento, sezione Veneto, ai volontari di Artemis con l'ambulanza veterinaria, presente anche la SAV, la sorveglianza aerea Veneto, che oltre a monitorare dall'alto con i droni ha un progetto di salvamento in dirittura d'arrivo. A che fini vengono fatte le esercitazioni se non a dimostrare le falle del sistema e trovare i punti deboli e cercare di risolverli? Per questo motivo, essendo nuovo questo tipo di attività di salvamento con le unità cinofile, serve testare i tempi, perfino il tipo di pinne da utilizzare a seconda delle distanze da coprire e le condizioni meteo marine. Esercitazione utile per la SIX e utile anche per la SAV, che a causa di un problema tecnico dovuto a interferenze sul segnale non ha visto il sistema di sganciamento del salvagente rispondere come avrebbe dovuto. Il problema è già stato discusso dal team e sembra sia stata trovata la soluzione. L'esercitazione messa in campo questa mattina andrà in replica nel pomeriggio. Il malcapitato in stato di difficoltà è stato recuperato, portato a riva da un'unità cinofila giunta con il gommone della Capitaneria di Porto, rianimato questa volta senza l'uso del defibrillatore. Vacanze sicure, aveva tutti gli uomini e le donne dell'emergenza impegnati nel territorio in interventi reali e non ha potuto questa volta far parte del team, ma si riserva di esserci in futuro. Oltre alle esercitazioni sono state poi fatte dimostrazioni e le unità cinofile hanno poi interagito sia con i bagnanti che con gli ospiti speciali della spiaggia, dimostrando tutta la loro utilità in varie situazioni. I volontari dell'ambulanza veterinaria hanno voluto poi spiegare in cosa consiste la loro attività, basata esclusivamente sul volontariato di primo soccorso dedicata agli animali.